Poi il problema della moneta, attenzione, se andiamo a dire, ho scritto, lo sanno tutti, l'euro è una boiata pazzesca, non c'è un economista serio, un economista dignitoso che dica che questa cosa potrà funzionare più di 2 o 3 anni, è una cosa enorme. Detto questo, però, io tatticamente non la metterei domani mattina nel nostro programma la Sicilia si batte la sua moneta. Calma, già noi possiamo ottenere quasi lo stesso risultato tenendoci l'euro, così i nostri anziani non si spaventano, perché c'è un problema serio, no? Anche a casa mia mi dicono, figlio mio, no, l'euro non si tocca, le pensioni saranno... Ma noi studiamo una moneta complementare regionale sotto forma di certificato di credito fiscale, la chiamiamo Tarì, la chiamiamo Grano, la chiamiamo Onza, la chiamiamo come la vogliamo chiamare, sfruttando la possibilità di fare prestiti. L'importante è che sia una moneta pubblica, senza interessi e irredimibile. Facciamo una rivoluzione monetaria in piccolo. Questo è un progetto che dobbiamo portare avanti, che dobbiamo spiegare, che dobbiamo conoscere, perché con la nostra moneta regionale noi favoriremo la filiera corta, faremo impennare l'occupazione, faremo tornare i nostri giovani, cosa che è un dramma. Stiamo diventando una regione di vecchi, quelli che siamo riusciti a trovare lavoro. Io credo che la mia sia l'ultima generazione che è riuscita a trovare lavoro con 1000 sacrifici. Io ho compagni di liceo che hanno avuto sorti incredibili in giro per l'Italia, chi è impazzito dopo 20 anni di sottolavoro, situazioni drammatiche già nella mia generazione di quarantenni, ormai quasi cinquantenni, ma io ancora andando indietro le cose vanno a peggiorare e noi questo non con la moneta complementare riusciremo a risolvere il problema dei nostri giovani, cioè il più grande dei problemi, perché dobbiamo andare a prendere cose e poi con la nostra autonomia alias indipendenza finanziaria, dare uno shock positivo all'economia. Di colpo mettere un'imposizione proporzionale con detrazione per le famiglie numerose, per le famiglie di basso reddito, esenzione per i bassi redditi, come abbiamo detto, diminuzione delle accise, diminuzione dell'IVA. Ovviamente non dobbiamo essere realisti, non dobbiamo dire non si pagano più tasse. No, ma noi anziché pagare le tasse delle austerity che vuole Juncker, pagheremo le tasse di un paese civile, come succede in tutto il mondo. Nelle Canarie c'è l'IVA al 7%, voglio capire perché noi non siamo in grado di farlo al 5% a un certo punto, ma magari al 10%, già sarei contento io di avere l'IVA al 10%. Noi questo lo possiamo fare, con queste risorse che avremo dalla finanza e dalla moneta possiamo lanciare finalmente un programma di infrastrutture che faccia diventare il siciliano meno avvilito, perché vedete il siciliano crede poco nelle nostre cose, anche perché si guarda intorno, viene qua e trova strade sbriciolate, scuole che cadono, pronto soccorso dove il dottore non c'è, cioè di fatto vedete questa immondizia che si accatasta, cioè questa povertà di investimenti, di infrastrutture fa deprimere anche il senso civico delle persone. Noi non solo per motivi economici ma anche per motivi culturali dobbiamo dare una bella sferzata, la gente non deve più riconoscere le città. Sono passato a Catania l'anno scorso e vedo una Catania diversa, una Messina diversa, questo credo che possiamo farlo. A quanto sono arrivato? A 4, vado veloce. Sostegno al reddito, non per tutti, attenzione, il reddito di cittadinanza a tutti, pure se si trasferisce in Sicilia a Berlusconi gli do 1000 euro al mese, no, calma, però ci sono persone che non lavorano, non perché non fanno niente, ma perché non possono fare niente. Ci sono disoccupati, ci sono espulsi dal precariato pubblico, ci sono persone che svolgono un lavoro sociale importante come quello delle mamme, delle casalinghe, ci sono persone che studiano, stanno investendo su se stesse, ci sono persone inserite in programmi di reinserimento. Tutte queste persone non hanno diritto a uno stipendio, però una bella integrazione al reddito, 400 euro al mese, tanto per cominciare 500 euro al mese, già darebbe un'impennata ai consumi e all'occupazione pazzesca, e noi questo lo possiamo fare, lo possiamo mantenere. Ovviamente poi abbiamo alcune cose, dobbiamo chiudere la stagione del precariato. Io ho tanti amici forestali, precari, eccetera, eccetera. Si deve trovare una soluzione transitoria. Questi sono fratelli nostri, non sono da trasformare in sapone o in carne da macello, come propone qualcuno, anche sicilianista e indipendentista. Sono persone che sono state ingannate per 30 anni e queste persone hanno diritto di avere una risposta. Vero è che si entra nei comuni per pubblico concorso, ma dopo 30 anni io non gli posso dire a una persona che lavora da 20 anni o da 25 anni o da 30 anni al comune: tu 25 anni fa dovevi fare il concorso e quindi siccome non l'hai fatto 25 anni fa ora ti vai a cercare un lavoro. Questo non è degno di un paese civile. Noi faremo dei concorsi con posti riservati, chi resta proprio fuori avrà comunque un reddito di cittadinanza, ma da oggi in poi
noi faremo entrare solo per pubblico concorso. Le macerie della dominazione italiana in qualche modo le dobbiamo sanare. Non possiamo fare pagare ai siciliani il conto di queste macerie e soprattutto non possiamo fare sempre i cattivi. Quando c'era da regalare questi posti, il bravo lo faceva il cuffaro di turno, ora Utinto a fare io. No, scusate, a questo punto il buono lo faccio io e do a queste persone dignità, copertura pensionistica, quella che questa classe politica infame non è riuscita mai a dare loro con un regime di continue prove. Altra cosa però, con l'informatica noi non abbiamo bisogno di fare un popolo di dipendenti regionali, noi dobbiamo creare impresa, dobbiamo creare mercato, non dobbiamo avere paura del mercato a prescindere. Noi dobbiamo snellire la pubblica amministrazione a partire dall'università. Noi abbiamo più dipendenti amministrativi che professori, cioè insomma noi abbiamo il centro di formazione della regione, il CERISDI, che ha 60 dipendenti quando basterebbe una segreteria di 4 dipendenti. Noi abbiamo i consorzi di bonifica dove basterebbero una ventina, una trentina di dipendenti che ne hanno centinaia. Cioè noi non vogliamo andare a casa nessuno, però cominciamo a progettare degli organici facendo, si dice in economia aziendale, il benchmarking. Sta parola strana che significa? Significa andare a vedere delle esperienze buone, non a Milano, che a Milano sono peggio di noi, ce ne andiamo in Inghilterra, ce ne andiamo in Danimarca, ce ne andiamo e vediamo come fanno, come li fanno funzionare questi sistemi, come funziona la posta in Svizzera. Cioè cominciamo a copiare questi sistemi, se c'è qualche subero gli facciamo fare qualche lavoretto secondario, però man mano che se ne va in pensione assumiamo poche persone, ma li trattiamo bene, perché il dipendente pubblico, soprattutto il professore vorrei dire, ma questo non ti parla, insomma, il dipendente pubblico non è un lestofante, uno che mangia il pane a tradimento, è un civil servant, è una persona che serve alla cosa pubblica e quindi se fa bene il suo lavoro deve vivere dignitosamente lui e la sua famiglia, però per farlo dobbiamo avere gli organici giusti. E ovviamente per evitare, io dico non abbiamo paura del mercato, però attenzione, non possiamo fare lo stato fantoccio in balia delle multinazionali, ci sono alcune cose che devono essere pubbliche. L'acqua deve essere pubblica, il controllo sulle banche deve essere pubblico, la moneta deve essere pubblica, i trasporti di linea, compagnia di bandiera devono essere, cioè noi ci dobbiamo dotare un po' come faceva la prima Repubblica Italiana di alcuni sistemi che evitino che gli speculatori si mangino la Sicilia. Questo, le infrastrutture, che so, gli elettrodotti, gli acquedotti, queste cose, i cosiddetti monopoli naturali, noi non li possiamo dare ai privati. Però non dobbiamo avere paura di una società dinamica, di una società in cui sia facile venire ad investire, quindi favorire gli investimenti esteri se questi non inquinano, rispettano il lavoro, creano lavoro. Insomma, non dobbiamo essere, il nostro modello non è la Corea del Nord, non stiamo creando una cosa fuori dal mondo, stiamo creando una cosa nuova, moderna, che ci dia il diritto alla normalità. Però questo l'ho detto per essere chiaro, cioè proprio per cominciare a puntare oggi, che siamo tutti insieme, alcune linee direttrici che ispireranno il nostro lavoro, uscendo da questo programma che potrebbe sembrare per certi versi anche politichese, non lo so. Io dico, che cos'è, perché siamo qui? Noi siamo qui perché stiamo costruendo un movimento di liberazione nazionale. Mentre venivo qui io pensavo a tutti i sacrifici, non solo che ho fatto io, ma che hanno fatto tutti i siciliani per essere siciliani. Andare a lavorare fuori, tu dicevi anch'io sono andato a lavorare fuori, impossibilità quando si lavora qui di avere una vita normale. Noi siamo qui per dare una vita normale ai siciliani e per fare questo noi dobbiamo avere, a mio avviso, un doppio passo: il sogno e la realtà. Noi dobbiamo avere il cuore e la ragione. Non dobbiamo mai perdere, questa ha ragione Antonella, il sogno, il cuore, pensare che questa Sicilia non sia quella grigia che esce fuori dai giornali che vediamo. Noi ce la dobbiamo immaginare un paese splendente, il migliore paese del mondo. Però nello stesso tempo non perdiamo di vista la ragione, non perdiamo di vista di acquistare poco per poco quei risultati che la presenza di un partito indipendentista riuscirà a dare, perché la sola presenza di un partito indipendentista farà certamente cambiare le nostre cose. È vero, noi abbiamo un nemico temibile e questo è quello che ha detto Enzo, sono perfettamente d'accordo. Il nemico temibile è la sfiducia dei siciliani. I siciliani sono il popolo più razzista del mondo, ricordiamoci, ma razzista contro se stesso. Il siciliano è corrotto, è mafioso, è lagnuso, ha tutti i difetti del mondo. Vorrei capire perché a Reggio Calabria questi difetti non ci sono più, però questo è. Noi avremo a che fare, dovremo fare quindi una battaglia politica e parallelamente una battaglia culturale. Però dobbiamo spiegare anche ai nostri siciliani, alle nostre sorelle, ai nostri fratelli siciliani che non c'è alternativa, perché chi dice di non andare a votare vuole che altri decidano per sé, chi dice di votare per i partiti di centrosinistra, parliamoci chiaro, sta votando per il nostro carnefice, chi vuole riconsegnare la politica a quel centrodestra del 61-0
che per quanto si risciacqui fa sempre puzza di mafia, fa sempre puzza di corruzione, non si può prendere, è un prodotto inservibile. Tra l'altro quel prodotto, vorrei ricordare, è strutturalmente alleato di quella Lega che infatti è venuta qui in Sicilia a chiedere voti, che ha distrutto la Sicilia dal 2008 al 2012. Noi un poco di memoria storica, non dico che ci dobbiamo ricordare del Vespro, ma almeno di quello che è successo ai tempi di Bossi e Tremonti potremmo anche ricordarcelo e non rimetterci di nuovo nelle stesse cose. Non c'è il Movimento 5 Stelle. Signori, io il Movimento 5 Stelle ci ho parlato e ci continuerò a parlare, vi prometto che ci continuerò a parlare, perché forse può essere pure che su certe battaglie possiamo fare un pezzo di strada insieme. Quello che non sono riuscito a fare in questo dialogo è di spiegare loro che non basta la cosiddetta onestà, senza la competenza e l'amore per la propria patria. Finché non si mette la Sicilia al primo piano, e forse pure loro la metteranno al primo piano quando, detto fra di noi, avranno paura di una forza indipendentista grossa che rubi il centro della scena, può essere che qualche cosa si possa fare, perché basare tutto sulla questione dell'onestà, sui gettoni dei dipendenti comunali, sulle auto blu, su quanto costa l'Assemblea regionale siciliana. Io ogni tanto faccio il professore di ragioneria, dico: ma scusate, ma su un bilancio di 15 miliardi, se togliete 150 milioni all'Assemblea regionale siciliana, che cosa avete fatto quando lo Stato vi leva 10 miliardi? Poi dico: ma perché questi sono i numeri? Sì, sono questi i numeri. Vi potete fare andare a piedi, potete andare a dire: ma che cos'è questa assemblea regionale? Uno ha proposto di metterla in un sottoscala al San Paolo Palace Hotel, c'è anche una dignità delle istituzioni a un certo punto, non è questo il problema. Quindi non la buttiamo sul moralismo. C'è chi lo fa il moralismo, c'è chi fa l'antimafia di professione. Noi non siamo mafiosi, non siamo immorali, e quindi non ci incartiamo in questa melassa di buonismo, perché sappiamo che i problemi della Sicilia sono altri. E allora vi vorrei dire questo: sono state solo comunicazioni di servizio, come avete detto, però voglio dirvi una cosa. Io, quando abbiamo fatto questa riunione, avevo paura che la sala restasse mezza vuota. Invece vedo che ci sono un sacco di persone che mi hanno contato, siete 300, quindi direi 400. Va bene. Allora, che cosa significa questo? Significa che c'è una grande domanda, significa che c'è un grande spirito di unione fra tutti i siciliani. Ricordiamoci che nel Vespro, nel 48, nel 43, quando i siciliani si sono ribellati, sono stati uniti, non li ha potuti vincere nessuno. Signori, noi siamo invincibili, noi libereremo la Sicilia.